Desidero esprimere la riconoscenza della Repubblica per il prezioso contributo che offrite nei diversi contesti territoriali alla concreta attuazione dei valori costituzionali di libertà, eguaglianza e solidarietà. Ancora nelle scorse settimane, con instancabile impegno in occasione dell'emergenza alluvionale che ha colpito così duramente l'Emilia-Romagna, i territori della Toscana e delle Marche, i prefetti, insieme agli enti regionali e provinciali, ai sindaci, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, agli enti del soccorso, al mondo del volontariato, a fianco dei territori feriti dagli eventi, hanno dato testimonianza della vicinanza solidale e operosa delle istituzioni ai bisogni e al dolore delle persone e delle comunità. È la festa degli italiani, è la festa della Repubblica, è la festa della Costituzione e quindi si festeggia con la cittadinanza, si festeggia con i giovani. Quest'anno abbiamo previsto una partecipazione dei giovani dinamica, ecco, per così dire. Hanno attraversato il centro cittadino con il tricolore, facendo partecipare tutta la città alla nostra festa, alla festa più importante. Siamo veramente orgogliosi di essere presenti qui ancora una volta, ormai è una tradizione per noi partecipare all'evento del 2 giugno. Tra l'altro quest'anno abbiamo un coro che sta ancora rinascendo perché dopo le vicende legate al Covid abbiamo avuto un momento di sbandamento e finalmente i ragazzi stanno arrivando, i bambini, i ragazzi, stiamo riformando un grandissimo coro che speriamo ci dia tante soddisfazioni per il futuro e poi abbiamo terminato il nostro momento con una canzone particolarmente significativa che varrebbe la pena proprio leggere e commentare, che è La libertà di Gaber, che dice appunto che la libertà in fondo è partecipazione, non è libertà assoluta, quindi siamo veramente orgogliosi di aver contribuito a questa bellissima festa del 2 giugno qui a Mantova. La libertà.